tutti, Ciao. amici della ricetta per te, ciao Rosaria. Ciao. Allora, abbiamo fatto tante ricette siciliane tipiche con Rosaria, ma questa forse è quella che per eccellenza è la più siciliana di tutte. Facciamo gli arancini. Ah, Andiamo alla ferie. quelli proprio classici, Sì. con ragù, con i piselli proprio tipici. Bene, facci vedere gli ingredienti. Allora, dobbiamo preparare un ragù, quindi abbiamo salsa di pomodoro, abbiamo carne tritata e piselli. Poi abbiamo il riso, formaggio, mozzarella che metteremo dentro gli arancini, il burro, pane grattugiato, farina, uova, zafferano, cipolla e poi abbiamo anche l'ingrediente segreto. L'ingrediente segreto della ricetta per E te. poi ci vuole anche l'olio per friggere, quindi Ok. abbiamo un po' di cose. Quindi passiamo alla preparazione. Intanto bisogna far bollire il riso. Sì, la giusto? prima cosa che dovremmo fare è far bollire il Perché riso. poi va raffreddato per poter fare gli arancini. Bene. Allora, io il riso lo misuro con una tazza e ogni misura di riso 2 di acqua. Allora, ho aggiunto l'acqua, quindi il doppio delle misure di riso, poi mettiamo il sale, a questo aggiungiamo anche lo zafferano e il burro. Qui abbiamo messo circa 100 grammi di burro. Allora, lasciamo cuocere perché quando l'acqua si sarà asciugata noi il riso lo consideriamo già pronto, anche se non è cotto fino in fondo perché poi va fritto, quindi appena si asciuga l'acqua vuol dire che è pronto per gli arancini. Allora, mentre il riso bolle noi prepariamo il ragù, quindi soffriggiamo la cipolla, con olio evidentemente. Aggiungiamo la carne. Una volta rosolata la carne possiamo aggiungere i piselli. Sfumiamo con un po' di vino. Siamo arrivati al momento dell'ingrediente segreto della ricetta per te. Alessandro, me lo passi? Te lo porto io allora, guarda. Eccolo qua. Vediamo che cos'è. Ah, ecco, il concentrato di pomodoro. Concentrato di pomodoro. Bene, bene, aggiungiamolo. Aggiungiamo il pomodoro. Non troppo perché deve essere un bel ragù denso. Un po' di sale e il pepe. Così possiamo lasciare andare per un 20 minuti. Oh, che meraviglia! Questo è il riso, l'hai steso su un tagliere per farlo. Perché si deve O stai raffreddare. remenando? Lo Come... sto riminando. Lo stai rimenando per farlo raffreddare. Intanto si raffredda anche il ragù. Un momentino di relax, ci beviamo un caffè, aspettiamo che le cose siano belle fredde per poterle lavorare e poi proseguiamo. Abbiamo sbattuto le uova e le aggiungiamo perché adesso il riso è sempre raffreddare. Aggiungiamo anche il formaggio grattugiato, così insaporiamo bene bene il riso. Allora, stiamo girando per questa ricetta non c'è bisogna aver paura di sporcarsi le mani perché va fatta tutta preparando una pastella. Farina e acqua. Ecco, la pastella viene così, è molto liquida. Allora, mi bagno le mani, stiamo facendo già le arancine. Prendiamo una quantità di riso per fare una pallina così, che sta nelle mani. Poi facciamo un buco dentro, ci facciamo un bel cratere così, ecco, in modo che adesso qui dentro ci mettiamo il condimento, ci mettiamo il ragù e la mozzarella. Mettiamo un bel cucchiaio di ragù, anche meno e mezzo, e poi mettiamo qualche cubetto di mozzarella e cerchiamo di chiudere. Se non basta quello che abbiamo, aggiungiamo poco però, pochettino e l'abbiamo richiuso. Allora, quando l'abbiamo fatto lo passiamo nella pastella,
di farina e acqua e dopo lo passiamo gli facciamo bene prendere l'impanatura tutto intorno e poi lo modelliamo come ci piace. A me piace con la punta. I nostri arancini sono pronti. Bene, Stiamo scaldando l'olio. che meraviglia! E quindi adesso li mettiamo nell'olio. Mi raccomando, l'olio deve essere bello caldo. I primi sono pronti, intanto stanno friggendo gli altri, qui ce n'è un'abbondanza. Questi sono gli arancini Classici siciliani. proprio classici, quelli al ragù. Poi li fanno con tante cose, prosciutto e mozzarella, però questi sono quelli classici. Arancini classici alla siciliana. La La ricetta per